Vincere sul campo possibilmente, ma anche trasmettere valori importanti ai giovani come l'agonismo, il rispetto per gli avversari, il saper accettare la sconfitta per farne le basi per ripartire e poi rappresentare in giro per l'Italia il nome di Nuoro con i colori verdi e azzurri. Sono questi i concetti che sono risuonati nella sala consigliare del comune di Nuoro in occasione della presentazione della squadra alla città. I verdi e azzurri, guidati dal presidente Michele Artedino, insieme al gruppo dirigenziale, sono stati accolti dal sindaco Andrea Soddo, dal vice sindaco e assessore allo sport Sebastian Cocco e da Paolo Manca, consigliere comunale e dirigente regionale della FIGC. Tra i banchi, solitamente occupati dai consiglieri, il tecnico Marco Mariotti, il direttore generale Luigi Garau, il direttore sportivo Vittorio Tossi e il gruppo di giocatori. Il sindaco Soddo ha sottolineato i valori di cui la Nuorese e le altre società sportive cittadine sono portatrici che servono a completare la formazione dei giovani, ma a cui ci si può rifare in tutti i campi dell'agire umano, compresa la politica. Il presidente Artedino ha ricordato le vicissitudini societarie del recente passato e ha sottolineato come la vicinanza dell'attuale amministrazione le abbia ridato quell'entusiasmo che stava venendo meno per allestire una squadra che, si è detto convinto, possa recitare un ruolo da protagonista. Il gruppo di giocatori, sotto la guida di mister Mariotti, si è detto sicuro darà grande soddisfazione ai tifosi. Il vice sindaco Cocco ha ricordato i suoi trascorsi nella Nuorese quando al quadrivio giocavano Chico Piras e Gianfranco Zola, una Nuorese che è sempre nel cuore dei nuoresi che la seguono allo stadio o meno. Dal consigliere Manca è arrivato l'invito ai giocatori di fare dell'amore che la città riserva alla Nuorese una forza da utilizzare sul campo. Il presidente Mela ha ricordato come da sponsor abbia deciso di diventare dirigente, coronando così un'attenzione verso i colori verdi e azzurri che nasce da lontano. L'incontro è terminato col tradizionale scambio di doni. Il presidente Artedino ha consegnato al sindaco Soddo la maglia numero 10, mentre al vice sindaco è andata una sciarpa, che gli amministratori hanno ricambiato con i gagliardetti della città e libri sulla collezione delle 100 opere custodite in comune.